pomeriggio a tutti, ciao a tutti da Nino da Torino, che vi saluta e fa vedere oggi un nuovo strumentino, Nino, il friscaletto che di solito è quello in canna, vedete questo è costruito dal maestro Rosario Altadonna, un grande costruttore ma anche esecutore, musicista siciliano, messinese, e questo invece è il brevetto, l'equivalente del friscaletto in plastica, in polistilene, mi direbbe, del maestro Enzo Pinzone, che è anche un bravissimo suonatore che risiede qua a Torino, il mio grande amico che ha fatto questo brevetto. Questo è quello classico, che di solito ha un bellissimo suono, no? Quello normale. Io uso anche questi, soprattutto li consiglio anche soprattutto a chi inizia a suonarli. Perché? Perché sicuramente, come sapete tutti i clarinetti in plastica, io essendo anche un musicista professionista, sapete, clarinettista, sassofonista, i clarinetti all'inizio sono anche in plastica. All'inizio in plastica vi dà meno problemi, soprattutto perché questo in canna lo strumento si deve anche un po' fare, quindi deve un po' farsi un po' la saliva, deve suonare, deve un po' rodarsi. Quello in plastica magari è più facile anche e soprattutto per chi suona anche in casa, che non deve anche sparare, ti permette di avere un approccio più facile, più diretto con lo strumento. Cosa voglio fare? Volevo fare, mi ha dato questa idea, questo mio carissimo amico di Trapani, Alberto Salone, mi è venuta questa idea di, così, ma non fare lezioni il maestro, fare le solite lezioni, i soliti tutorial, no, più che altro una cosa molto semplice, mi rivolgo anche a quelli che non sanno niente di musica, siccome ho visto che c'è tanta gente a cui piace questo strumento, il friscaletto, mi piacerebbe, siccome anch'io, nonostante ora ho 54 anni, abbia iniziato presto a fare musica, ma io non l'ho scoperto qualche anno fa, non vi sto a dire le cose, poi vi racconterò. E mi sono proprio innamorato di questo strumento perché al di là delle cose popolari, io lo uso anche nei concerti, faccio dei pezzi classici dall'Ave Maria, le musiche da film, può fare delle cose bellissime questo strumento, oltre ai nostri pezzi popolari della Sicilia, i suoni della nostra terra. Allora volevo inaugurare una serie di, ma non lezioni, così di incontri, di consigli video e parlarvi di questo strumento. Allora, come voi vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 fori sul davanti, quindi davanti lo strumento della facciata, e poi girandolo ne abbiamo 2, 1 e 2. Qua vanno i 2 pollici delle mani sinistra e destra, ok. Quindi questo è il flauto, il friscaletto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi abbiamo. Quindi questa è la diteggiatura, in questo caso vedete è in si bemolle, eccolo qua, si bemolle, questo ripeto è un brevetto in plastica del maestro Pinzone, mentre negli altri flauti, questo non lo vedete il nome, ma ecco, si bemolle ha scritto il suo costruttore qua vicino, ecco in questo caso qua, vedete, ok. Allora, io poi vi farò sentire anche la differenza di suono. Volevo inaugurare questa serie di video per parlarvi di questo strumento perché anche voi possiate incominciare a morreteare, si dice no, cominciare un po' a strimpellare. Non c'è niente di difficile, tutto si può fare, basta avere un po' di pazienza all'inizio. Se uno è già musicista, già suona qualche strumento a fiato, già un po' la pratica ce l'ha. Però altri, io vi farò sentire qualche pezzo. Se c'è qualcuno fra di voi che sa di musica, che legge la musica, se volete vi posso anche spedire dei brani stampati, ve li stampo, ve li scrivo, senza spese, un rimborso spese proprio tipico della spedizione, ma niente di particolare. Se invece gli altri potete guardare i brani, magari piano piano guardate le dita e ripetere lentamente, mettete YouTube, sapete su YouTube ci sono le varie velocità, no? Mettete le velocità più lente di guardare il video e da domani potete incominciare anche voi a smanettare sul flauto, sul friscaletto siciliano. Allora, guardate, questa è la posizione giusta, eventualmente poi dopo quando si suona cerco di essere il più visibile possibile.
poi più in là vi parlerò di intonazione, soffiando di più, soffiando di meno, alcune note, la scala cromatica. Boh, intanto è una cosa molto molto dolce, molto giocosa, molto tranquilla, semplice. Il frescaletto, come gli indumenti, c'è la X, XL, la M, la L, quindi hanno le loro lunghezze, questo è più lungo, più corto, insomma ci sono di tante lunghezze, e questa sarebbe la tonalità. Questa tonalità abbiamo detto che è in Si bemolle. Cosa significa in Si bemolle? Che la scala, allora il nome, la nota che dà il nome al flauto non è l'ultima nota, quindi in questo caso come il flauto dolce, tutto chiuso. Il frescaletto prende il suo nome dal quinto buco, dalla nota che c'è nel quinto buco. Quindi in questo caso abbiamo tutto chiuso, abbiamo Sol, La bemolle, Si bemolle. Quindi il Si bemolle sarebbe il quinto dito, dà il nome alla tonalità del flauto, dà la misura alla taglia. Quindi Sol, La bemolle, Si bemolle, quindi in questo caso il flauto sarà in Si bemolle. Se il quinto buco ci sta il Do, il frescaletto sarà in Do. Se il quinto buco suonerà il Fa, il frescaletto sarà in Fa. Ok? Vi faccio sentire un primo tempo, vediamo, magari ve la faccio tutta, di un pezzo famoso che si chiama, un pezzo popolare siciliano che si chiama Tarantella Mafiosa. Ma siccome a me sto titolo Mafiosa, perché quando si parla di cose siciliane c'è sempre sta mafia di mezzo, io l'ho ribattezzata Tarantella Sicula, non Mafiosa. Ok, allora vediamo un po', cercherò di mettermi le dita in posizione, vediamo se riuscite, e poi lo potete fare anche voi. Ripetizione, ve lo faccio sentire un'altra volta. Sicuramente non è facilissima, non è neanche difficilissima, però mettetevi lentamente. Può sembrare difficile all'inizio, ma non è così. Vi faccio sentire la stessa tarantella, lo stesso pezzo, col frescaletto in canna del maestro Altadonna. Ok? Allora, eccoli qua, sono tutte e due. Questo qua sicuramente in canna, scusate un po' la gola, un po' di tossetta. Sicuramente la canna avrà un suono più bello perché ha bisogno di essere riscaldato, la saliva poi lo errora tutto, si riscalda, quindi è un po' come un diesel, mentre la plastica va subito in temperatura, quindi va subito in temperatura e subito in tonalità, e quindi soprattutto per suonare in casa, perché questa magari bisogna un po' sparare di più per avere un suono più piano piano si riempie. Invece io vi consiglio molto
chi volesse, faccio un annuncio economico, io vi metto poi nel video, eventualmente potete contattare il maestro Pinzone. Per chi di voi già avesse un fiscaletto in casa va benissimo, ok? Va benissimo, però chi volesse contattare, vi do anche i recapiti dei vari maestri, o in plastica, se volete comprarlo già direttamente in canna, così potete anche eventualmente acquistarli, non costano tantissimo. Sono a disposizione per qualsiasi cosa vorreste chiedermi, per i consigli. Allora mi raccomando, fate piano piano, lentamente, e lo potete fare facendo, iscrivendovi al canale, mi raccomando, così avete tutti i video in esclusiva, e poi soprattutto andando nelle impostazioni, nel video, mettete il video alla minima, la più lenta velocità, così potete ripetere i vari passaggi. Mi raccomando, allora, viva il frescaletto siciliano! Viva il frescalettino! Ciao a tutti ragazzi, viva la Sicilia! Non la Sicilia mafiosa, ma la Sicilia virtuosa! Ciao!